In questi giorni ha fatto molto discutere la notizia del gruppo FCA che ha chiesto 6,3 miliardi di euro come prestiti in banca. Ecoffi, il caffè economico che lascia l'amaro in bocca. Attenzione però, perché al di là della cifra sicuramente enorme, ma assolutamente ragionevole se pensate alle dimensioni di questo gruppo, la vera notizia non è quella dell'entità del prestito, ma piuttosto legata a quello che avevo già detto in un video che trovate qui in alto a destra sui paradisi fiscali. Ma prima di svelare la controversia per la quale si stanno tutti accapigliando in questi giorni, è meglio fare una premessa. Parto infatti con ricordarvi che circa un mesetto fa è uscito il cosiddetto decreto liquidità, del quale ho già parlato sempre nei video qui in alto a destra. Questo decreto legge conteneva una misura in particolare per aiutare le imprese: l'estensione di garanzie prestate da delle società che sono controllate dallo Stato, due in particolare, Mediocredito e Sace. In breve, il funzionamento di queste garanzie è molto semplice. L'impresa si reca presso la propria banca e chiede un prestito. La banca può concederglielo, avendo però la garanzia che, se questa impresa non restituirà i soldi, ci penserà Mediocredito o Sace, dipende dai casi, a restituirlo. Mediocredito si occupa delle piccole e medie imprese, Sace di imprese molto grandi. Questa garanzia quindi concretamente è una fideiussione e nella pratica significa che se l'impresa non può pagare, pagano Sace o Mediocredito. Questo però non significa che l'impresa ha saldato il suo debito se non lo paga, ovviamente. Avrà lo stesso un debito, ma cambia il creditore. Il creditore è quel soggetto che vanta il diritto di ricevere indietro i soldi prestati. Non è più la banca in quel momento, ma Sace o Mediocredito, dipende dalle situazioni. L'importanza di questa manovra secondo me è stata molto sottovalutata. Infatti siamo in un momento storico in cui c'è tantissimo bisogno per le imprese di ricevere del credito, quindi di farsi prestare dei soldi dalle banche. Le banche però, dal loro canto, dicono: queste imprese sono state chiuse fino a ieri, mi fido a dargli dei soldi, potrebbero non farcela a rimborsarmi. E capite bene che la situazione si ribalta completamente se lo Stato ti dice: cara banca, prestagli i soldi, se non te li ridà lui, te li ridò io. Ed è proprio per questo che in questo momento storico specifico, grazie al decreto liquidità, le banche non hanno particolari problemi a prestare alle imprese, tanto sono tutti prestiti garantiti. Poi ci sono alcuni dettagli come la quantità del prestito che è garantito, la percentuale, ma tutto quello è spiegato nel video lì in alto a destra. Questo meccanismo, mi raccomando, è già entrato in funzione. Le imprese hanno già richiesto dei prestiti, come potete vedere qui in alto a destra. Andando sul sito di Mediocredito, solamente Mediocredito ha fatto questi prestiti. Sono cifre importanti. 84.000 prestiti concessi alle piccole e medie imprese, quindi non alle imprese grandi, per quello ci pensa Sace. Mediocredito solamente ha prestato 5,8 miliardi di euro, sono tantissimi soldi. Tra le imprese che hanno chiesto un prestito garantito però c'è anche FCA per 6,3 miliardi di euro. Quindi capite bene che FCA da sola ha chiesto di più di quanto è stato dato a 84.000 imprese. Questo direi che renda l'idea di quanto sia un colosso l'ex Fiat. Ora, FCA sta negoziando con la banca Intesa San Paolo le condizioni di questo prestito, che sarebbe garantito ovviamente da Sace, perché l'importo di questo prestito è enorme, non può coprirlo Mediocredito. Fino a qui sembra essere tutto quanto normale, tutto lineare. Quindi per quale motivo è nata questa disputa, questa polemica? Semplicemente perché FCA tempo fa ha spostato la sede legale dall'Italia all'Olanda. E attenzione, non solo perché la sede legale si trova in Olanda, ma la sede fiscale si trova a Londra. E come mai hanno fatto questa scelta? Ovviamente per pagare meno tasse. Tecnicamente però una società, per avere questa garanzia, ha bisogno di rispettare alcune condizioni, tra le quali non dare dividendi per un anno e, attenzione, avere la sede legale in Italia. Fatta la regola ha trovato l'inganno. FCA non ha ovviamente la sede legale in Italia, l'abbiamo appena detto. Tuttavia, a richiedere questo prestito non è FCA, ma FCA Italia, un'impresa che tecnicamente ha la sede legale in Italia. È una società controllata da FCA e quindi ha tutte le carte in regola. E quindi qui è scattata tutta la diatriba. È giusto che una società che ha spostato la sede legale all'estero con un cavillo legale possa accedere a questa garanzia? Detto in altri termini, è giusto che lo Stato italiano voglia aiutare un'impresa che
che a suo tempo non ha voluto aiutare lo Stato italiano perché ha spostato la sua sede all'estero pagando le tasse non in Italia? Fermate un attimo il video perché dopo ci sarà una riflessione. Vorrei che nei commenti scriveste a questo punto del video qual è la vostra opinione a riguardo. Siete dalla parte dello Stato o dalla parte di FCA? Io non mi sento di esprimere la mia opinione. E per quale motivo? Perché impulsivamente, in maniera molto cinica, potremmo dire che è abbastanza logico dire assolutamente no, non si merita questa possibilità perché solo chi paga le tasse in Italia può avere accesso a questa garanzia. Tuttavia, restando un pochino più freddi e lucidi, bisognerebbe anche non dimenticare che in Italia ci sono tanti stabilimenti di FCA e tantissimi lavoratori dentro quegli stabilimenti. Questi lavoratori si meritano che l'impresa per la quale lavorano entri in difficoltà economiche soltanto perché lo Stato non ha voluto aiutare questa impresa a far fronte agli impegni finanziari? Sinceramente io non lo so, sicuramente siamo davanti a un colosso mondiale e volente o nolente nel momento in cui dai così tanto lavoro a così tante persone c'è bisogno che tu venga salvato? Tutto questo dibattito però ha messo in evidenza una cosa ben precisa. Esistono delle evidenti lacune nel decreto liquidità per quanto riguarda le condizioni poco stringenti per accedere ai prestiti garantiti. Sono necessari dei requisiti molto più stringenti rispetto a quelli attuali ed è proprio ciò che sta facendo in questo momento il Parlamento. Vi ricordo infatti che questo è un decreto legge. Il decreto legge deve essere convertito in legge entro 60 giorni, altrimenti decade retroattivamente. Del decreto legge ho già parlato nel video qui in alto a destra. In Parlamento stanno procedendo a votare le varie parti del decreto liquidità per convertirlo in legge e nel farlo stanno votando anche degli emendamenti. Gli emendamenti non sono nient'altro che delle modifiche al testo base di questo decreto legge, ovvero dei tentativi di eliminare delle imperfezioni che sono all'interno di questo decreto. Detto questo, colgo l'occasione per aprire una parentesi polemica. Come ben sapete, questo mondo è perfettibile, può essere reso più perfetto di come è adesso. Ad esempio, in Europa ci sono tante cose che vanno bene e tante cose che non vanno così tanto bene. Parliamoci chiaro, la libera circolazione di persone, merci e capitali all'interno dell'Europa è una manna dal cielo, dovremmo tutti ringraziare di vivere in questa epoca storica. Tuttavia ci sono alcuni aspetti dell'Unione Europea che sono particolarmente odiosi per la mia persona. È infatti interessante come due paesi europei in particolare, Olanda e Lussemburgo, abbiano al loro interno 7.500 miliardi di euro di fondi cosiddetti fantasma. In questi due paesi infatti si trovano i soldi di tantissime multinazionali che, per non pagare ovviamente troppe tasse, si rifugiano in paesi a bassa fiscalità. Ora, appare abbastanza evidente che paesi, faccio un esempio, l'Italia, non percepiscono quanto dovrebbero percepire in realtà a causa di questa concorrenza sleale da parte di altre nazioni europee. Questa è una chiara e palese ingiustizia del nostro sistema e mi auguro che venga risolta al più presto. Bisogna intervenire per questo genere di situazioni. Come è giusto dire i lati positivi dell'Europa, perché sono tantissimi, l'Europa è una bellissima cosa, l'Unione Europea è fantastica, però ha anche dei lati negativi e quelli vanno risolti immediatamente. Tutto questo assume una dimensione molto più frizzantina nel momento in cui pensate che l'Olanda, questo paese a bassa fiscalità, ha anche osteggiato in maniera molto dura il Recovery Fund. Quindi già state limitando le nostre entrate perché alcune imprese italiane si sono trasferite nel vostro paese, quindi pagano le tasse nel vostro paese. In più non volete neanche farci avere il Recovery Fund. Capite che in questo momento storico l'Olanda si sta rendendo un pochino odiosa agli occhi degli italiani. Questo non significa che vadano odiati gli olandesi, non significa che non bisogna più viaggiare verso l'Olanda o non accogliere turisti olandesi, eccetera. Ci sono semplicemente delle divergenze tra i nostri due paesi che andranno appianate al più presto, soprattutto facendo rispettare le regole. Finita questa breve polemica, io vi invito assolutamente innanzitutto ad iscrivervi e, attenzione, ad attivare la campanellina, perché ho notato che le persone che attivano la campanellina mi aiutano tantissimo a far arrivare i video ad altre persone. Non mi è chiaro come funzioni benissimo questo algoritmo, però sembra che attivando la campanellina mi facciate un grande favore, quindi per favore fatelo. Seconda cosa, se avete scritto nei commenti qualcosa che ora pensate che sia sbagliato o comunque avete cambiato idea,
Commentate il vostro commento, non modificatelo, commentate il vostro commento con la nuova idea che vi siete fatti, così capirò più o meno a che punto eravate a metà video e a che punto siete arrivati alla fine del video. Ci sono due problemi nella mia vita. Quelli politici sono insolvibili, mentre quelli economici sono incomprensibili.